ci dedichiamo ad un dolce. Il dolce di oggi è migliaccio dolce, ricetta tipica napoletana. Oggi facciamo il migliaccio dolce, che è tipico della Campania, un dolce carnevalesco che poi si ripropone anche a Pasqua, a San Giuseppe, però è tipico carnevalesco. Gli ingredienti di quello che si fa oggi, quelli di base sono rimasti gli stessi perché è un dolce molto povero, quindi ricotta di pecora, zucchero, acqua, latte e semola, un poco di buccia di arancia e buccia di limone e un uovo, 2 uova a seconda della quantità. Col tempo si è arricchito. Nella mia famiglia, perché ogni famiglia ha una sua ricetta, mettiamo la cioccolata, delle gocce di cioccolata o cioccolata a pezzetti, un po' di cannella e il tocco magico, un po' di limoncello. Al posto della sugna, che serviva per spalmare un poco lo stampo e per metterla sopra per fare la crosticina, oggi si sostituisce il burro, una volta si metteva la sugna. Quindi questa, lo ribadisco, è la ricetta della mia famiglia, poi ognuno la fa come vuole. Le basi sono quelle là, diciamo, semplici del dolce povero. Andiamo con le dosi. Abbiamo 100 g di latte, 25 g di acqua, 25 g di semola, semolino, 50 g di zucchero, un uovo, vanillina, o sarebbe meglio una bella stecca di vaniglia, gocce di cioccolato, limoncello, ne mettiamo 2 cucchiaini per questa quantità, buccia di arancia e buccia di limone, 15 g di burro e scorzette di cedro e arancia canditi. Mettiamo il nostro latte con l'acqua sul fuoco e ci mettiamo un po' di scorzetta di arancia e un po' di limone, mi raccomando senza il bianco, e portiamo a bollire. Adesso che il nostro latte con l'acqua incomincia a bollire, buttiamo di un solo colpo il nostro semolino e giriamo subito, immediatamente, in modo che non fa grumi, e lo facciamo raddensare. Quindi deve essere bella solida, perché poi dobbiamo aggiungere la ricotta, l'uovo. Adesso uniamo all'uovo lo zucchero, il pizzichino di vanillina, o un po' di vaniglia se ce l'avete. Sbattiamo bene, ci uniamo anche i 2 cucchiaini di limoncello, e ci mettiamo la nostra ricotta. Amalgamiamo tutto bene e poi ci aggiungiamo il nostro semolino che abbiamo cotto. Io la ricotta l'ho setacciata, quindi fatelo anche voi se non è molto fine. Ecco qui, la nostra cremina è pronta e adesso ci mettiamo il semolino. Ho aggiunto il semolino al nostro composto di ricotta, uova e zucchero, poi abbiamo messo il limoncello, il pizzico di vaniglia, e adesso prendo la frusta elettrica. Sarebbe buona regola prendere il nostro semolino una volta fatto e stenderlo in modo che non diventa un gruppo di una palla, insomma, per intenderci.
e quindi poi è più facile stemperarlo. Se però insomma abbiamo un po' di pazienza lo possiamo fare anche a mano. Io prendo la frusta elettrica, è più veloce e più pratico anche. Ho passato il composto in un bicchiere per evitare che potesse schizzare, e adesso questo renderà ancora anche più schiumoso il nostro composto, perché l'uovo chiaramente si monterà insieme alla ricotta e allo zucchero e farà un bel effetto, perché diventerà molto morbido il nostro migliaccio. Volevo farvi vedere un'alternativa alla frusta, perché c'è anche chi non ce l'ha la frusta, e può essere, per farlo venire proprio finissimo, passare tranquillamente il nostro preparato in un colino. Con la frusta, vi ho detto, viene solo più schiumoso, questa è la differenza, però mi sembra anche giusto darvi un'alternativa. Io faccio questo passaggio anche se il semolino non si è fatto a pezzi, perché vedete il mio è bello cremoso, però lo rende ancora più sottile come tipo di impasto. Un'altra cosa da poter fare è mettere il semolino, diciamo, non ancora del tutto raffreddato, tiepido, e montare sempre con le fruste, onde evitare che possa fare grumi, perché indurendo può fare dei grumi. Non è il nostro caso, però se dovesse succedere, questo qui è un buon metodo. Una volta che abbiamo passato il tutto, noi ci mettiamo anche il semolino che sta qua dentro. Vi ho detto, a me è venuto bello liscio, veramente liscissimo, però può capitare, perché rovinare il tutto perché il nostro semolino si è fatto un po' raggrumito, e noi lo sappiamo in questo modo. Ecco qui, adesso lo rimettiamo, vedete, adesso l'ho schiacciato bene e lo rimettiamo nel nostro composto. Allora, questa quantità voi dite, ma è pochissima. Sì, perché questa non è la quantità che vi ho dato io, questa è per 2 stampini, perché io lo farò negli stampini, quelli là di alluminio usa e getta. È simpatico perché così lo possiamo offrire monodose, però si può fare tranquillamente in uno stampo grande, tondo, e si fa, e poi si fa a fettine come una torta. La mia è un'alternativa praticamente. Ecco qui, adesso ci aggiungiamo un po' di gocce di cioccolata, vedete voi quante, non esagerate però, perché altrimenti si appesantisce, e ci mettiamo qualche scorzetta di cedro e di arancia. Vedete voi se vi piace, altrimenti potete anche non mettere. Io ce ne metto pochissimo, proprio un sentore, diciamo. Ecco qui, basta così. Adesso giriamo. Io ho già imburrato gli stampini, vedete, e ce lo metto dentro. Mettiamo anche nell'altro, poi vediamo quanto ne rimane. Non verranno molto alti, non devono essere molto alti, quindi diciamo che lo stampino deve essere riempito ecco, in questo modo, diciamo a metà, per intenderci. Se trovate quelli più piccoli è ancora meglio, insomma. Io avevo questi e ho usato questi, vedete? È giusto la metà proprio. Allora, la quantità che vi ho dato io, un 50 minuti a 180 gradi. Questi qui un 10-15 minuti penso che vanno bene. Comunque deve fare una bella crosticina sopra. Adesso ci metteremo un poco di burro. Ve l'ho detto, in origine si metteva la sugna sia per
la nostra, sbattiamoli un po', sia per la nostra base, diciamo, nella teglia, che per quanto riguarda il sopra. Ecco qua, io metto dei tocchetti di burro, proprio pochi, dei fiocchettini piccolini. Ecco qui. Voglio farvi vedere la quantità, vedete? Deve essere così, non troppo alto, perché sennò quando poi lo rigiriamo viene un conetto non simpatico. Invece queste sono delle piccole tortine di migliaccio dolce. Adesso inforniamo. Spolveriamo i nostri piccoli migliacci dolci con lo zucchero a velo e poi li aggiustiamo nel nostro piatto di portata. Ecco il nostro migliaccio dolce pronto per essere servito. Buon appetito a tutti e buon carnevale!